quando si dice che il destino è beffardo. Vi ricordate la battaglia di Vancimuglio? Allevatori e trattori in strada, letame sparato per protesta, tafferugli. Immagini che abbiamo ancora negli occhi e che fecero il giro del paese. Ebbene, proprio quando scocca il 20° anniversario dall'inizio della guerra delle quote latte, arriva la stangata della Corte di Giustizia europea. L'Italia è stata condannata per il mancato recupero di qualcosa come 1 miliardo e 300 milioni di euro dai produttori di latte che non hanno pagato le multe. Al loro posto lo ha fatto lo Stato, che adesso dovrà riscuotere tutto fino all'ultimo centesimo dagli allevatori irriducibili, che però non ci stanno, non ancora. Luca Zaia è stato l'unico ministro che ha cercato la verità sui dati, dando l'incarico ai carabinieri presso il Ministero dell'Agricoltura di fare un'indagine. Questa indagine è stata sconvolgente perché è venuta fuori una serie di stalle dove veniva prodotto sulla carta del latte senza che queste stalle avessero le vacche presenti. E quindi questa produzione fittizia ha gonfiato la produzione nazionale italiana ed ha fatto andare l'Italia oltre la quota assegnata dalla Comunità Europea. Da lì sono scattate le multe per gli allevatori e parliamo di 4 miliardi di euro di multe. 4 miliardi che l'Europa si è trattenuta alla fonte dai fondi per l'agricoltura. Insomma, ha pagato tutto il settore. Eppure gli allevatori sostengono che ci sono multe non dovute perché sarebbero state conteggiate delle stalle fantasma che, risulta, non avessero vacche. Quindi come facevano a sforare le quote latte? Così, mentre Coldiretti sta dalla parte di chi negli anni ha saldato il conto, una gran parte del 1 miliardo e 300 milioni di euro che restano da pagare è legata a vertenze aperte nei tribunali, sia ordinari che amministrativi. Insomma, dopo quella di 20 anni fa sulle strade, la battaglia si sposta nelle aule di giustizia. Le barricate oggi sono nei tribunali. Portiamoci a casa i soldi e non paghiamo una multa dopo che ci hanno defraudato all'Europa, dopo che ci hanno portato via 4 miliardi di euro. Questa è la battaglia da fare.